Buongiorno, venerdì 15 maggio, cominciamo anche oggi la nostra rassegna stampa dei quotidiani nazionali e regionali per raccontare le notizie delle ultime ore. Sui quotidiani nazionali troveremo ovviamente il racconto della visita di Trump in Cina, tutto quello che ne è scaturito da questo incontro tra i due presidenti, ovviamente la valenza commerciale di questo accordo, ma anche sulla diplomazia, la geopolitica, insomma tutto quello che comporta un incontro tra queste due superpotenze. Poi racconteremo di una tragedia avvenuta alle Maldive dove sono morti 5 sub italiani, tutti molto esperti. Adesso cercheremo di capire anche che cosa è successo attraverso appunto gli approfondimenti dei giornali. Per quanto riguarda la politica locale, i giornali sono pieni, ovviamente l'ultimo sondaggio di SVG ha lasciato degli strascichi sul governo, sulla popolarità del presidente Schifani, e poi le bandiere blu ovviamente che premiano la Sicilia, anche se non con tantissime spiagge, però insomma le bandiere blu sventolano anche nella nostra regione. Ci sono delle località di mare molto belle e ve le segnaliamo anche con l'aiuto del FE. Cominciamo appunto la nostra rassegna stampa partendo dalla lettura dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, eccolo qua, vedete il titolo con le foto. La morte di 5 sub italiani, la tragedia di un team di biologi marini, c'era pure la docente Monfalcone con la figlia, ha recuperato un solo corpo. Che cosa è successo? Si erano immersi appunto alle Maldive in una grotta a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Queste le foto, vedete tutti giovani, insomma in forma, molto esperti. Insomma quello che è successo appunto è che non sono più riusciti a risalire. Gli esperti dicono insomma queste grotte sono davvero pericolose, poi ci si perde insomma quando si scende in profondità proprio all'interno di queste grotte. Non sappiamo cosa sia successo, adesso vi facciamo vedere con un po' di grafici insomma la ricostruzione di questa vicenda. Trump sì, quella politica internazionale, tra sorrisi e ultimatum, dalla carne alla tecnologia, sul tavolo del vertice gli affari milionari tra i due paesi. Gli Stati Uniti, pensate, compreranno anche 200 Boeing dalla Cina, e poi c'è la questione del chip, della tecnologia, le terre rare che in questo momento appartengono alla Cina, quindi che è leader in questo settore. La Cina, noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra. Il confronto è venuto fuori anche la questione che riguarda l'isola di Taiwan, che appartiene alla Cina, ma in qualche modo gli Stati Uniti ne rivendicano autorità su questo territorio. La Cina ovviamente non è intenzionata ad abbandonare assolutamente Taiwan, intesa, dice Trump, anche su Hormuz. È stato citato da Xi Jinping la trappola di Tucidide, insomma con un riferimento ai classici greci, il conflitto tra Atene e Sparta, la potenza emergente contro la potenza secolare, la potenza che in qualche modo è al declino, quindi diciamo l'ha toccata piano, hanno detto gli analisti, però insomma questo è il tema. E ancora Mario Draghi, ex presidente della BCE, ex presidente del Consiglio italiano, stimatissimo economista sul piano internazionale, dà una scossa all'Unione Europea perché dice: dobbiamo difenderci da soli, per la prima volta noi europei siamo soli, si trasformi la crisi in più unione. Soprattutto dobbiamo far fronte alla possibilità che gli Stati Uniti non garantiscono più la sicurezza e la Cina non offre ancora un'alternativa perché sostiene il nostro avversario che è la Russia. Queste le notizie principali che troviamo sul Corriere della Sera, poi tanti approfondimenti ovviamente all'interno delle pagine. Andiamo a vedere la Repubblica nella prima pagina, eccolo qua, Maldive. La strage dei sub, questa è l'apertura del quotidiano, 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità, ignote le cause, erano un gruppo di biologi marini con un istruttore, tra loro la docente di Montefalcone, con la figlia, ha recuperato un solo corpo. Di spalla troviamo l'incontro tra Cina e Stati Uniti. Xi Jinping avvisa Donald Trump,
Taiwan è un rischio, spiragli invece su Hormuz. Guardate qui poi le foto, insomma, che vediamo di questo atollo meraviglioso che si è trasformato in luogo di morte per questi 5 sub italiani. E poi mette in pagina la notizia che il Repubblica mette in pagina la notizia che Draghi, insomma, fa l'appello all'Unione Europea, dice ora siamo davvero soli, quindi scuote in qualche modo i 27 paesi dell'Unione, e poi la farsa del calcio che non ha trovato, se non ieri sera, un punto d'incontro su quando far disputare 5 partite valevoli per la qualificazione alla Champions League. In concomitanza c'è il derby Roma-Lazio, che a sua volta è in concomitanza con la partita, con la finale degli internazionali d'Italia, quindi insomma nessuno si è reso conto fino a questa settimana, insomma, che c'era questa concomitanza, e quindi tutto si è trasformato in farsa e in richieste con carte bollate. E questa è Repubblica. Andiamo a vedere La Stampa. Grotta alle Maldive, strage di sub italiani, 5 morti durante un'immersione, lo abbiamo già letto ovviamente su altri quotidiani. Erano tutti esperti, 2 vittime piemontesi, soccorritori, il recupero dei corpi ad alto rischio perché appunto la zona è impervia. Poi la geopolitica, il vertice Cina-Stati Uniti, il patto degli affari, alta tensione sul futuro di Taiwan. A Torino si apre anche il Salone del Libro, con i tormenti del ministro della Cultura Giuli, che insomma dice: al Salone del Libro mi sento più a casa che al Ministero. Quindi, come sapete, come abbiamo letto dai quotidiani in queste ultime settimane, per il Ministero della Cultura non sono settimane facili, dopo lo scontro sulla Biennale, insomma Giuli che ha cacciato il suo staff per il mancato finanziamento al film su Regeni, insomma un periodo difficile per il Ministro, che comunque è stato blindato dal governo, dalla Premier Giorgia Meloni. Ricordiamo, Giuli è un ministro espressione di Fratelli d'Italia. A centropagina una notizia di gossip curiosa, un'intervista a Barbara D'Urso, che dopo mesi di silenzio racconta tutta la verità sul licenziamento di Mediaset, da Mediaset. Che cosa è successo, la De Filippi, Toffanin, eccetera, le chat, i documenti, quindi tutto con dovizia di particolari. Se durante la lettura abbiamo tempo vi facciamo vedere anche queste pagine. Andiamo a vedere invece che cosa è successo nella questione Cina. Eccola qua, la prendiamo subito dalla Repubblica. Pechino avvisa Trump, a Taiwan rischio guerra, prova d'intesa su Hormuz. Duro faccia a faccia, il leader cinese invita a non cadere nella trappola di Tucidide, come abbiamo visto la citazione del dramma greco, che porterebbe allo scontro tra potenze. E siccome appunto in questa trasposizione la potenza emergente è la Cina, quindi il pericolo è per gli Stati Uniti. La Casa Bianca insiste sulla convergenza, Teheran avrà un arsenale nucleare. E qui diciamo le foto dell'incontro con Donald Trump in visita in Cina, vedete qua, insomma scorriamo anche le pagine, che cosa hanno mangiato, che cosa è successo, insomma il racconto di queste giornate diciamo, importanti per la diplomazia internazionale. Trana, Tramanzo e Grappa, nella Sala del Popolo suonano le note di YMCA, che è la canzone che accompagna ormai da anni Donald Trump. Dove sono gli accordi? Qual è la partita decisiva? La partita decisiva è proprio quella sui chip, come avevamo anticipato, accordi su carne e aerei Boeing, appunto, ma la partita decisiva è sui chip. Beef, come dice Boeing, e poi appunto queste diciamo, l'argomento diciamo, delle trattative milionarie, miliardarie con gli Stati Uniti. Perché? Vediamo anche di leggere in alcuni passaggi questa partita dei chip. La partita dei chip con il boss di Nvidia che è stato raggiunto dalla delegazione di Trump all'ultimo minuto. Alla domanda su una notizia riportata dalla Reuters secondo cui gli Stati Uniti avrebbero autorizzato 10 aziende cinesi ad acquistare il secondo chip di intelligenza artificiale più potente, Bassett ha risposto: so che ci sono state molte discussioni sull'H200 e dovremmo vedere come andrà a finire, aggiungendo che la questione è di competenza del Dipartimento del Commercio. La giornata di ieri è stata caratterizzata da numerosi messaggi e relazioni commerciali in generale
rimangono incerte, anche se gli americani sono ottimisti, si aspettano progressi più concreti da parte di entrambe le parti, oggi su flussi di terre rare e forse anche sui chip. Quindi questo è il racconto. Andiamo a vedere invece, sempre scorrendo i quotidiani, che cosa è successo alle Maldive. Lo facciamo dal Corriere della Sera. Eccolo qua, i 5 sub morti intrappolati in una grotta a 50 metri, il viaggio, la vicenda la racconta in questo boxino molto bene e in maniera sintetica il Corriere della Sera, il viaggio di lusso, poi l'escursione con l'istruttore, l'allerta gialla per il vento, 1 ora e 45 minuti, ecco qua il dramma comincia a consumarsi, 1 ora e 45 minuti in cui non si vedeva nessuno riemergere. Il comandante della nave ha dato l'allarme chiedendo l'intervento dei soccorritori, altri sub presenti in zona hanno iniziato le ricerche fino al tramonto. Dopo oltre 6 ore le ricerche della polizia alle Maldive hanno ufficializzato che un corpo è stato avvistato in una grotta, mentre altre 4 persone risultano disperse nella stessa zona. Scorrendo, eccolo qua, la mia vita dedicata agli abissi, diceva una delle vittime, poi guardate che volti giovanissimi, tutti quanti uomini, ragazzi praticamente, uomini e donne, cosa può essere successo? Eccolo qua, lo vediamo in questo approfondimento, dal disorientamento ai gas impuri di una bombola, alle ipotesi sulle cause della morte. Poi dicono a meno 50 metri serve un serio allenamento. Qui c'è la ricostruzione fatta con questa infografica. Vedete la discesa dove ci troviamo, eccolo qua, nell'atollo alle Maldive, l'atollo di Bavu. I sommozzatori iniziano l'immersione, si addentrano in una grotta a 50 metri da dove poi non usciranno più e non si troveranno più nemmeno i corpi. Rientriamo con la lettura degli altri quotidiani, delle altre prime pagine, almeno per il tempo che ci è rimasto. Eccolo qua, vediamo il Sole 24 Ore, cominciamo con i quotidiani finanziari. Piazza Affari sfonda quota 50.000, quindi i mercati rispondono, con i mercati finanziari invece che riprendono le parole di Mario Draghi, che detta la linea. L'Unione Europea risponde a Trump, l'ex premier sprona l'Unione Europea a essere più assertiva con gli Stati Uniti e più coesa, con i quali serve un'operazione come per l'euro, mai stati così in pericolo, dice l'ex presidente Mario Draghi. Andiamo un po' di quotidiani politici. Il Fatto Quotidiano ritorna sulla vicenda Minetti, la storia della grazia a Minetti, il caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani in TV, voglio parlare ai magistrati, rincara la dose ma il PG non vuole sentirla, quindi muro di gomma, certe cose le dirò alla procura che però lo esclude. Quindi questa è l'apertura del Fatto Quotidiano di oggi. Il Manifesto che apre con l'incontro e con un titolo emblematico, il sorpasso della Cina agli Stati Uniti. Nonostante tutto gli Stati Uniti appunto arrivano in Cina non da superpotenza diciamo dominante, ma diciamo ascoltano e adesso trattano con la potenza emergente. Tra le pagine vi faccio vedere, scorrendo, eccolo qua, ci fu un altro vertice storico tra Cina e Stati Uniti nel 1972. Questo vertice fu tra Nixon e Mao, ma è stato, come titola il quotidiano La Stampa, tutta un'altra storia. Allora il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese si unirono contro Mosca. Oggi Trump e Xi si studiano da rivali, e qui la foto storica. E poi la famosa diplomazia del ping pong, diventata celebre anche in un noto film di Hollywood. Ci fermiamo, piccola pausa, poi rientreremo con i quotidiani regionali. Rientriamo in diretta nella seconda parte della nostra rassegna stampa di oggi, venerdì 15 maggio, cominciamo a sfogliare i quotidiani regionali, partiamo dalla Gazzetta del Sud, quotidiano di Messina, le notizie diciamo di politica nazionale e internazionale le abbiamo già lette, concentriamoci sulla cronaca della Sicilia, partiamo dal quotidiano di Messina perché Messina risulta la località più premiata dalle bandiere blu. Eccola qua, la bandiera blu premia Messina, non solo il capoluogo dello stretto, anche
anche la provincia, fa la parte del leone con un importante ritorno, quello dell'isola di Lipari, il porticciolo turistico messinese Marina di Nettuno, tra i migliori d'Italia. Quindi insomma c'è sicuramente da festeggiare per il mare messinese. E ancora le questioni che riguardano la cronaca, rifiuti, appalti e danni ambientali. La DIA arresta i fratelli Pellegrino, erano esponenti criminali ancora in affari nonostante la confisca dei beni. Poi una notizia che riguarda un incidente stradale, sangue ancora sulle strade siciliane, a Sciacca un scooter urta, si scontra contro un'auto, hanno la peggio i due giovani che erano sullo scooter, pensate una coppia di americani in viaggio di nozze di 24 anni, sono morti entrambi appunto in sella al loro due ruote. Queste le notizie che troviamo sulla prima pagina della Gazzetta del Sud. Vediamo dentro qualche pagina il racket delle intimidazioni che troveremo anche sul Giornale Sicilia, la raffica di intimidazioni, questa volta le vittime denunciano, il racket del Pizzo, Isola delle Femmine, di fronte ad alcuni lidi trovate bottiglie, questa tipologia di bottiglie con le richieste di Pizzo appunto lasciate davanti alle attività commerciali, dentro benzina, sopra un adesivo con la cifra richiesta, 500 euro. Questa è insomma la richiesta del Pizzo. Si sta muovendo tutta la società civile a Palermo per rispondere a queste intimidazioni, a queste nuove cosche, nuovi elementi che tentano di riorganizzare le vecchie cosche. Insomma, questa è la situazione che raccontiamo, appunto dicevamo anche con la prima pagina del Giornale Sicilia, la sfida del racket che tocca i lidi dell'isola. Questa è l'apertura del quotidiano di Palermo, le richieste estorsive lasciate sul litorale poco dopo la processione antiviolenza di Sferracavallo, quindi quasi a voler sfidare la giustizia, la legalità e le forze dell'ordine. Nell'editoriale lo spiega bene il direttore del Giornale Sicilia, sono malavitosi che risorgono dalle ceneri che sembravano aver soffocato la brace mafiosa da quella notte di febbraio dell'anno scorso, quando furono arrestati 181 mafiosi, l'operazione più massiccia dei tempi del Blitz di San Michele, che aprì la storica stagione del maxi processo. Quindi la fenice malavitosa e il morbo dell'apatia, questo leggiamo oggi nell'editoriale del direttore del Giornale Sicilia Marco Romano. Si cercano le armi ovviamente di questi clan, qualche giorno fa Blitz allo Zen in cerca appunto di questi Kalashnikov che continuano a sparare e che sembrano essere un marchio di fabbrica di questi clan, la scalata dei picciotti mentre i boss sono in cella. Questa è la lettura complessiva di questo fenomeno. Le bandiere blu le troviamo anche sulla prima pagina del Giornale Sicilia, con questa bellissima spiaggia che è la spiaggia di Menfi, alla quale viene riconosciuto ancora una volta il premio, la bandiera blu per la spiaggia e i servizi. Il mare è bellissimo, lo vedete, non c'è bisogno di commento. 2 in più, come dicevamo, rispetto all'anno scorso, entrano Ispica e il mare delle Olie di Lipari. Andiamo invece adesso sulla Repubblica di Palermo, che ricorda in apertura gli 80 anni dello Statuto Autonomista Siciliano, firmato da Milazzi e Alessi, insomma storica fotografia dei tempi. Oggi 80 anni dell'autonomia, convegno in Repubblica, organizzato a Repubblica, un patto fra università e regione, ma la notizia d'apertura è dedicata alla politica. Schifani avvisa il centrodestra, un chiarimento dopo il voto, quindi facciamoci le amministrative, dopo vedremo di che salute sta vivendo questo centrodestra. Il governatore parla del KO sulle assunzioni, quindi in aula va ancora sotto il governo Schifani, rivedrò gli alleati, ma la giunta non cambia più, avverte il presidente Schifani. Poi il racket delle intimidazioni lì di balneari con benzina a Capaci e a Isola delle Femmine, qui un'altra bottiglietta con la richiesta di Pizzo, confermata la condanna a Don Rugolo, il prete che secondo appunto la giustizia ha abusato dei minori. Adesso lo vedremo anche in pagina, anzi facciamolo subito così capiamo
Diciamo di che cosa stiamo parlando: abusi sessuali sui ragazzini, la Cassazione conferma 3 anni a padre Rugolo, il sollievo di Antonio Messina, la prima vittima che denunciò il sacerdote nel 2021, ora anche la Chiesa faccia la sua parte, quindi adesso si chiede un passo avanti anche all'arcivescovado di zona. Che cosa ha combinato questo Don Rugolo? Cioè, perché insomma non è un caso isolato? L'inchiesta coordinata dalla Procura di Enna fece emergere un quadro devastante anche all'interno del gruppo 360 composto da oltre 200 ragazzi, molti dei quali minorenni, creato proprio da Don Rugolo. Altre 2 vittime accertate durante il processo, nel corso del quale è emerso che il sacerdote spesso palpava i giovani nelle parti intime, facendo passare questi gesti per goliardate. Ammesse anche le parti civili della Cassazione, Antonio Messina rappresentato appunto dai suoi avvocati e poi gli genitori e le altre vittime. Sono anni che combattiamo, dicono che attraversiamo lunghi giorni per la verità, per la giustizia, dice appunto colui che ha denunciato, Antonio Messina. Continueremo a farlo. Al momento non trovo tante parole, ma la giustizia italiana ha deciso, auspico ora che la Chiesa faccia la propria parte. Restiamo sempre sulla Repubblica, usciamo, andiamo a vedere le altre pagine. E vediamo le notizie che riguardano appunto, eccolo qua, le bandiere blu sull'Iperi e Ispica, sventola la bandiera blu, 16 premi alla Sicilia, molto distante la Sicilia ancora dalle regioni che sono sul podio, in questo caso Liguria, poi la Puglia e la Calabria. Le spiagge delle 2 località si riprendono il riconoscimento della FE per qualità del mare e servizi balneari. Quindi questa è la notizia che riguarda appunto le spiagge siciliane. Andiamo sulla Sicilia, eccolo qua, la prima pagina della Sicilia, tutte notizie di cronaca nazionale e internazionale, la tragedia delle Maldive, tragedia sott'acqua con le foto delle 5 vittime, il vertice Trump-Xi Jinping in Cina, su Taiwan vedete rimane la distanza, Draghi messo anche qui in prima pagina, il quotidiano regionale. Poi insomma per quanto riguarda le notizie della Sicilia, Schifani, niente voto anticipato, ma Forza Italia è rivolta. Murati 4 anni, il governatore contesta il sondaggio di cui abbiamo parlato di SVG che lo relega all'ultima posizione per gradimento, proprio il governatore siciliano. Le bandiere blu le troviamo in taglio alto. E poi la notizia che riguarda Palermo, fondi sulla sicurezza spesi per i vigili urbani, ora la Corte dei Conti cita sindaco e prefetto. Questa è la Sicilia. Vediamo in pagina la Sicilia di Catania, la pagina di Catania. Dobbiamo comprare una cucina, questa è una notizia di cronaca, ma erano 2 corrieri della droga, arrestati una donna e un uomo, sequestrati 28 kg di cocaina, sono stati fermati al casello di San Gregorio a Catania. Minori fare rete da San Cristoforo a Librino, a Palazzo degli Elefanti. Lunedì si dia il via al tavolo del Pangi, il piano di azione nazionale garanzia infanzia, quindi insomma minori e quartieri disagiati, questo è il focus. E poi la notizia di cronaca, presa a pugni in discoteca, è stato identificato l'autore, l'aggressione è avvenuta qualche giorno fa in una discoteca di via Alfonsetti nella zona della stazione di Catania. Restiamo sempre sulla Sicilia, perché vediamo la pagina di Siracusa, perché in questi giorni vi abbiamo raccontato dei miasmi di odori forti, acri, di idrocarburi. Interviene l'ARPA che dice sorgenti emissive sono prossime ai ricettori. Primo report dopo le denunce dei siracusani, registrati picchi di CO2 e quindi la qualità dell'aria al centro dell'attenzione a questa zona della Sicilia, molto spesso diciamo, al centro di questo racconto di ambiente inquinato. In qualche modo si sono lamentati moltissimi cittadini della zona. In chiusura vi facciamo vedere le notizie che riguardano il calcio, lo sport. Partiamo dal Catania, restiamo quindi sempre sulla Sicilia. Il Catania fa il pieno entusiasmo, ieri gol e incitamenti per i rossazzurri nell'allenamento a porte aperte con un test, una partitella contro il Santa Venerina, finita 10-0 per i rossazzurri, poker di Caturano, doppietta di Raimo, e poi invece tornano Casasola e Donnarumma, applausi e commozione al ricordo della piccola Alessia.
Alessia, la ragazzina tifosa del Palermo che è scomparsa recentemente, quindi le tifoserie che si uniscono. L'obiettivo ovviamente è arrivare preparati in forma alla prima sfida di playoff contro il Lecco degli ex Sipos e Furlan, primo ostacolo per i rossazzurri. 1000 tifosi sono già pronti a partire. La gara 1 si giocherà al Rigamonti alle 20:45, chi si qualifica troverà in finale Ascoli e o Potenza. C'è anche una notizia che riguarda il Palermo, perché anche il Palermo è impegnato nei playoff per salire per la promozione in Serie A, quindi facciamo un salto di categoria. Bani e Palumbo, Spina e Rosanero, corsa per averli a Catanzaro, perplessità tra i tifosi per la designazione dell'arbitro che non ha visto il Mani nell'area di rigore della Reggiana, quindi insomma anche qui retroscene e polemiche per quanto riguarda il Palermo. Il Palermo giocherà domenica appunto a Catanzaro, poi il ritorno al Barbera. Questa è l'ultima notizia per la nostra rassegna stampa di oggi, dunque vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata a tutti.